Grazie al programma regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 Azione 1.3.7, bando a supporto di progetti finalizzati alla rigenerazione urbana e alla ripresa economica nell'ambito dei distretti del commercio, il distretto del commercio di Treviso prosegue il suo impegno per rendere la città sempre più vicina alle imprese. Il portale Treviso per te è stato aggiornato e potenziato, con un'attenzione particolare alla centralità dei quartieri come luoghi di vita, relazione e commercio. Ora è più moderno, accessibile e interconnesso. Grazie all'integrazione con l'app Treviso App è migliorata sensibilmente la fruibilità delle informazioni. L'ampliamento della piattaforma ha previsto 2 fasi. Nella prima fase si è lavorato sull'aggiornamento della struttura esistente, l'inserimento di nuove sezioni, tra cui la sezione manifestazioni, l'integrazione con Amazon AWS per migliorare le prestazioni e un'ottimizzazione SEO completa. Nella seconda fase si è dato spazio alla gestione dei quartieri, nuove funzionalità per raccontare la vita tra una zona e l'altra della città, collegare le attività commerciali e costruire una narrazione più vicina ai cittadini. A questo intervento si affianca Treviso per te incontra i cittadini, un itinerario di 4 eventi nei quartieri, pensato per rafforzare il senso di comunità, promuovere il commercio di prossimità e valorizzare il legame con il territorio. Abbiamo progettato il workshop affinché fosse un momento divertente e di aggregazione e al contempo fosse anche utile per riflettere sul quartiere e far emergere le sue potenzialità ed eventuali mancanze. Il punto di partenza è stato il portale Treviso per te, dove abbiamo identificato di volta in volta i confini del quartiere dove si svolgeva l'evento e le sue attività produttive. Da lì abbiamo strutturato tutto il workshop. Dopo un primo momento di saluti iniziali e una breve spiegazione dell'evento, abbiamo chiesto a tutti di prendere posto intorno a delle mappe mute, già stampate, prese dal portale e raffiguranti il quartiere, i suoi negozi, ristoranti, bar e hotel, oltre a tutti i servizi presenti. Dopo un breve studio, basandosi sulle loro conoscenze, i partecipanti hanno provato a identificarli uno ad uno, facendo emergere quante realtà locali ci sono e che costituiscono una rete viva e importante da valorizzare. Una volta riempite tutte le mappe, siamo passati a una riflessione più profonda sul quartiere stesso, attraverso domande mirate e post-it colorati. Così ne abbiamo fatto emergere le peculiarità e le difficoltà, ma anche i ricordi ad esso legati e la vita trascorsa tra le sue strade e le sue piazze. Gli interventi sul portale Treviso per te e le attività nei quartieri del distretto del commercio di Treviso sono il frutto di un investimento collettivo, supportato e sostenuto da una rete di imprese unite da un obiettivo comune: valorizzare la città, il commercio di prossimità e il senso di comunità. Un progetto condiviso, nato dal territorio e sostenuto da chi lo vive ogni giorno. L'attività del panificio inizia subito nel dopoguerra. L'attività l'inizia i miei nonni, Bosco, Giulio e Rosa, e viene proseguita negli anni dai miei genitori Gianni e Maria. Negli anni 2000 prendo in mano l'attività io con mia moglie e proseguiamo fino adesso. Noi produciamo pane, dolci e salateria. I nostri prodotti sono artigianali e rivolti a un pubblico esigente, quindi cerchiamo di curare più possibile la qualità e la genuinità dei prodotti. L'investimento ha dato la possibilità di acquistare un banco refrigerato di circa 76.000 euro, di circa 6 metri, che ha dato la possibilità di esporre in maniera più efficiente i prodotti di panificazione, pasticceria e salateria. Il progetto ha rappresentato un'importante opportunità per il futuro dell'impresa. Ho il piacere di presentare la LB Botter, forniture industriali, azienda di Treviso molto legata al territorio, in quanto forniamo un supporto commerciale e tecnico a molte realtà locali. Collaboriamo con istituti tecnici e professionali per progetti di alternanza scuola-lavoro e stage. Siamo anche attenti ad innovazione e sostenibilità, implementando progetti di innovazione tecnologica e di risparmio energetico. L'investimento ammonta a 20.806 euro in hardware e software per il reparto logistico.
Si è trattato di monitor, computer, stampanti, laser scanner, impianti radiofrequenza destinate al reparto gestione merci. Il contributo del 50% ha rappresentato una valida opportunità per accelerare il processo di digitalizzazione. Partecipare con altre realtà ci ha permesso di condividere competenze e risorse ed essere più competitivi. Presento la mia attività, forno, i sapori di Sacon dal 1995. La nostra attività sarà una piccola pizzeria, un ristorantino e un angolo snack. La spesa del progetto è di circa 76.000 euro. Tra gli investimenti ci sono i tavoli refrigerati e l'impianto fotovoltaico. Il progetto ci ha permesso di aumentare la capacità produttiva. La nostra attività comincia nell'immediato dopoguerra, quando il nonno di mia moglie portava in giro il latte casa per casa, e arriva ai giorni d'oggi con questa nostra bottega dove proponiamo prodotti, insomma, di ricerca. E oggi, grazie a questo finanziamento riusciti ad ottenere, abbiamo cercato di modernizzare ancora di più questa realtà, acquistando attrezzature, insomma, che ci possano permettere di essere più veloci, più precisi e anche più competitivi.